Buona giornata, bentrovati. Ultimo appuntamento settimanale con il nostro spazio informativo dedicato allo sport. Mirko Villanova in studio, in cabina di regia Vincenzo Russo, il nostro canale 95 per quanto riguarda il digitale terrestre, ovvero Caffè TV 24, l'emittente del Veneto che naturalmente si riceve anche in tutto il nord Italia, Emilia Romagna e Marche comprese. Le modalità on demand invece le trovate sulla nostra web tv www.venetoglobe.com, la nostra casa di produzione che realizza i nostri servizi, i nostri filmati, le nostre interviste. E allora entriamo subito nel vivo del programma. Cominciando dal calcio, Serie A, è ufficiale, Piatek al Milan avrà il numero 19, perché il numero 9, hanno detto in società, bisogna veramente guadagnarselo. Godin invece è ufficiale a giugno per quanto riguarda l'Inter, che si muove sul mercato pesantemente. Avrebbe anche Cedric Soares, per lui visite e firme. Il campionato intanto di Serie A ricomincia con Sassuolo-Cagliari, Sampdoria-Udinese e poi in serata domani sera Milan-Napoli. Questo per quanto riguarda le prime 3 gare del weekend, allungato perché si giocherà anche lunedì. In Serie B Venezia, domenica derby con un Padova, tra l'altro reduce da una stupenda vittoria con il Verona di Pazzini. Domani intanto, sempre nella Serie B, Cittadella Carpi per rimanere nelle Venete e lunedì, come vi dicevo, Verona-Cosenza. In Serie C, nel girone B, sabato domani si ricomincia con il Pordenone. I Ramarri di Tesser vanno in casa ad affrontare il Rimini. Südtirol Virtus Verona, Triestina Albino Leffe e poi in serata Lanerossi Vicenza Feralpi Salò. Si entra nel vivo anche del campionato di Serie D, girone C, 21esima giornata, perché si giocherà Adriese-Montebelluna, partita che vede la formazione di Francesco Checco Feltrin, tecnico appunto del Montebelluna, affrontare la capolista Adriese, la scorsa settimana sconfitta a sorpresa. Adriese sempre al comando con 39 punti, il Montebelluna in mezzo alla classifica massima tranquillità quest'anno con 28 punti racimolati e completati. In eccellenza, altro bellissimo campionato che seguiamo da vicino, girone B, anche qui saremo alla 21esima giornata per la partitissima, la seguiremo noi con le nostre telecamere, Eclisse Careni Pievigina contro Luparense, vediamo già il nostro tabellone completato per ricordarvi appunto che saremo a Pieve per questa gara. Riposa il Lia Piave, quindi cosa potrebbe succedere? Facendo risultato l'Eclisse stopperebbe nuovamente la Luparense e favorirebbe anche il Lia Piave visto il riposo. Non dovesse fare risultato, Luparense tornerebbe in testa alla classifica o quantomeno a pari punti del Lia Piave. Treviso, sempre per quanto concerne l'eccellenza, qui vediamo il Fu Tenni perché è bello da vedere, adesso non lo è più da parecchi mesi, da parecchi anni oramai. E il Treviso sempre più nel buio totale, nelle peste per così dire, perché se ne va anche il direttore generale Dall'Armellina. Capuzzo e Marani ha detto altre idee, forse doveva capirlo un po' prima, ma forse le idee non ci sono proprio o sono idee che non coincidono con la società, con i tifosi e con quello che lo sportivo vorrebbe veramente dal calcio Treviso. Promozione, nella settimana c'è stata un po' di baccano sullo Pitergina che ha mandato in panca Florian insieme a Fattori, avrà doppio incarico Florian come allenatore e come giocatore. Comanda sempre il Portogruaro a 46 punti, Prodeco Montello a 44, quello che ha sorpreso lo Pitergina era al terzo posto in classifica a 32. Lasciamo il calcio per passare alla TVB Basket Treviso che sta preparando la sfida contro la Fortitudo Bologna, si giocherà alle 12, quindi un piatto ghiotto, un piatto interessante per quanto riguarda questo match che è sempre molto vivo, sempre molto sentito da entrambe le tifoserie. Vedremo che cosa succederà e che cosa naturalmente ne uscirà a livello di risultato. Gracis è alla ricerca di un play italiano e di uno straniero o quantomeno dovrà decidere se
il play potrà farlo il Colored, oppure se deviare e andare proprio su di un play italiano. Andiamo a vedere il Ponzano femminile in Serie A2. Noi seguiamo ogni sabato sera nelle partite interne al Palacicogna lo streaming sul sito della società e sul Facebook. In A2 trasferta a Crema per il Ponzano e sarà un'altra insidiosa gara di campionato per il nuovo tecnico campagnolo. La Rucker Sanve invece approda sabato al Palasystem di Saccon di San Vendemiano. In casa giocherà contro Orzinuovi, è un'altra compagine però di alta classifica per Marco Mian, c'è l'imperativo di tornare di nuovo alla vittoria. Lasciamo il basket per trasferirci sulla pallavolo femminile, perché ormai si avvicinano gli impegni importanti per l'Imoco, che sono la Coppa Italia e nuovamente la Champions League. A proposito di mercato, ieri avevamo parlato di Sorokaite, eccola qui, Sorokaite che sembra aver raffreddato le speranze di accasarla in casa Conegliano, se c'erano stati naturalmente degli avvicinamenti con la giocatrice. Staremo a vedere quello che succederà. Occhi puntati sul match clou contro Novara, naturalmente, per ben continuare questo campionato. Le 4 squadre che si affronteranno, parlavo prima di Coppa Italia, il 2 e il 3 febbraio a Verona nella Final Four sono Imoco Scandicci e Busto Arsizio Novara. Poi la Champions con la formazione coneglianese di Santarelli, che ritornerà a giocare il 6 febbraio in casa. Rimaniamo nella pallavolo femminile, perché a Conegliano si viaggia con entusiasmo dopo la vittoria nel campionato di Serie D contro Susegana. Ora la compagine di Mauro Viel è in testa al campionato. Noi siamo andati a trovarli ieri sera, sentiamo Mario Martinez, responsabile del settore giovanile e di tutto quello che concerne appunto la pallavolo femminile della SPES Conegliano, e Cristina Barcellini, ex giocatrice, ora allenatrice anche lei del settore giovanile. Sentiamoli. Alla Zoppas Arena con Mario Martinez e la nostra amica, ma stavo quasi per dire in due, ma manca pochissimo, Barce. Mancano 15 giorni e poi dovremmo, è quasi ora, dai. È quasi ora e noi te l'auguriamo, naturalmente, tutto bene. Allora, ce l'avamo sentiti in apertura di stagione, siamo quasi a metà più o meno, insomma facciamo un po' un bilancio. Questo settore giovanile sta andando bene, mi pare. Ma il settore giovanile sta andando bene, logicamente che ci piacerebbe avere un livello un po' più alto, però sappiamo che dobbiamo avere pazienza, lavorare. Siamo partiti con diciamo delle ragazze che hanno un livello lì che stanno crescendo, e speriamo di continuare questa crescita. Cristina, mi dicono che questa Under 14 che stai guidando sia valida. Diciamo che la guida Mario in realtà adesso. No, insieme. In realtà io mi sono affezionata tanto a questo gruppo, è il primo anno che comunque ho provato l'esperienza da allenatrice e ho scoperto che mi piace. E stanno crescendo, stanno migliorando, oltretutto vengono in palestra volentieri e anche tante volte per essere comunque un Under 14, quindi sono soddisfatta. State anche delle segnalazioni delle ragazze convocate in qualche rappresentativa, mi pare? Sì, sono state 4 delle ragazze che sono andate a fare una prova, logicamente che lì è duro perché sono i migliori di tutta la provincia, però diciamo che tutto sommato l'hanno fatto molto bene e probabilmente qualcuna abbia la possibilità di continuare questi allenamenti. Mario, tu credi a Cristina che dopo il parto smetta di giocare? Io non lo so. Ma io ho le mie idee, però logicamente che a volte non sono quelle uguali all'altra persona. Cioè, io credo che lei è molto giovane ancora e sta facendo, diciamo, a 15 giorni della nascita di questo re, sta benissimo, io la vedo, non sembra neanche incinta, perciò io credo che è molto giovane. A noi logicamente che ci piacerebbe avere una giocatrice del calibro di Cristina, però questo si vedrà il prossimo anno, dopo è lei che decide cosa fare a futuro. A noi logicamente che ci darebbe una mano molto importante. E facendo dei conti, insomma, una serie C o una serie B, sì. Vediamo, non lo so, non ho idea, ancora non ho idea. Hai ragione, goditi il parto, naturalmente. Il prossimo figlio o figlia? Maschietto. Maschietto, benissimo. Quindi sarà un pallavolista, insomma, un re pallavolista. Mi spiace, qua facciamo con tutte femmine, però dai.
Un maschietto quindi per Cristina Barcellini e naturalmente in bocca al lupo per quanto riguarda l'attività di allenatrice e speriamo anche di ritorno sul parquet come giocatrice. Questo per quanto riguarda l'entusiasmo del team SPES del presidente De Luca di Conegliano. Andiamo a Treviso, andiamo alla Ghirada perché la Benetton è partita, è già in terra inglese, come ci dice Marco Bortolami, che abbiamo raggiunto prima della partenza naturalmente per spiegarci questo nuovo match. Beh, un po' di delusione c'è per questa eliminazione, anche perché è venuta nei minuti finali con una meta intercetto di Connacht, fa parte del gioco per cui va accettata. Credo che la cosa positiva sia che siamo stati in gioco fino alla fine, probabilmente se ci trovassimo in un paio di situazioni che hanno fatto la differenza a nostro sfavore adesso, con la consapevolezza che abbiamo adesso, credo cambierebbero le cose, per cui guardiamo avanti e continuiamo il nostro percorso. Guardiamo avanti, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, cosa bisogna trarre da questo insegnamento? Beh, che ogni episodio, ogni situazione conta e l'unica maniera per farsi trovare sempre pronti è allenarsi e avere un approccio spietato in ogni situazione. Stiamo cercando di sviluppare questo ai giocatori già da 2 anni a questa parte e si iniziano a vedere i primi segnali, però dobbiamo continuare su questa strada. Qui a Monigo, perché ci troviamo a Monigo, e poi alla Ghirada, settimana particolare perché mancano parecchi nazionali. Sì, sono rientrati oggi quelli che verranno coinvolti nella partita di Belfast. Sì, una settimana un po' strana come tutte le settimane prima delle 6 nazioni, ma la squadra è molto motivata, c'è stato tanto entusiasmo sia oggi ma anche nei giorni precedenti, per cui credo che siamo in un'ottima posizione per fare una grande partita ad Ulster. Hai anticipato, quindi la nazionale vi ha liberato questi 8 giocatori, li utilizzerete? Sì, utilizzeremo i ragazzi che pensiamo possano essere utili, la maggior parte della squadra comunque saranno i giocatori che sono stati con noi fin da le settimane precedenti, nei giorni precedenti, per cui credo non ci siano alibi, abbiamo preparato questa partita nel migliore dei modi e siamo pronti a una grande battaglia. Una grande battaglia con Ulster, che è stata la squadra che è venuta poi a vincere qui. Che partita sarà? Sarà una partita molto fisica, Ulster è una squadra che tiene molto palla, per cui la nostra difesa sarà ancora una volta testata, ma credo che la soluzione sia tenere palla a nostra volta nelle giuste aree, nei giusti modi, ma riuscire ad avere il pallino del gioco per più tempo possibile. È una squadra molto fisica, in casa gioca con una passione incredibile, però sai, anche se abbiamo perso qui contro di loro, per gran parte della partita siamo stati superiori a loro, abbiamo concretizzato poco, diciamo che se riusciremo a concretizzare le nostre opportunità lì, credo saremo in grado di essere in una posizione buona per riuscire a portarla a casa. Bocca al lupo al Benetton contro Ulster, speriamo bene, e invece chi spera bene in questo periodo è sicuramente il presidente Pietro Bon del rugby femminile delle iniziative Rugby Villorban. Ieri abbiamo parlato dei 40.000 metri quadrati e dei possibili prossimi impianti, oggi parliamo delle 2 squadre, maschile e femminile, lo facciamo col presidente. Facciamo un po' il punto adesso anche sulle 2 squadre. Diciamo che è un buon campionato, buonissimo campionato per il femminile. Il maschile zoppica un po' a fasi alterne, però ci siamo. No, direi che il maschile non zoppica, è una squadra molto giovane, è stata ringiovanita quest'anno, alcuni atleti che erano da fuori se ne sono andati, abbiamo preferito portare su quelli del vivaio che sono usciti con qualche rinforzo anche con delle squadre che collaboriamo, come avevo già detto altre volte, con Benetton e Tarvisio. Sono qui, hanno dei bravissimi allenatori che stanno facendo un bel campionato, sono molto compatti, sono terzi in classifica, io penso che loro possano arrivare ai secondi, non arriveranno primi, il Casale ha una marcia in più, però è un progetto che si forma su 3 anni, diamo tempo al tempo e anche questi faranno. Femminile? Del femminile non posso altro che dire brave, sono prime in classifica, viaggiano bene, però il campionato è ancora lungo, quindi oggi siamo primi, vedremo a fine campionato. Io quello che ci tengo è che le ragazze che vengono dal vivaio possano accedere alla Serie A. Ne avete date anche 4 alla nazionale? Sì, allora 4 in questi giorni sono i nazionali, però possiamo aggiungerne altre 2 che hanno assaporato la nazionale quest'anno.
Queste buone notizie dal Rugby Iniziative Villorba, e allora complimenti. Poi chiudiamo con l'ultima notizia, è quella dedicata all'Asiago, alla Migros, quindi all'hockey su ghiaccio. Migros, Asiago e Renon sono le finaliste dello scudetto. Vedete le immagini registrate ieri, forniteci dalla società, la vittoria per 2-1 contro la formazione del Valpusteria, che ha spalancato quindi le porte per la finale. È una finale che assegnerà l'85esimo scudetto tricolore, lo scudetto italiano, con la vittoria 2-1 con Valpusteria. Quindi ecco, guardate i festeggiamenti, poi al fischio finale degli arbitri. Si gioca domani sera ad Asiago, all'Odegar, alle 20:30 la prima gara, la seconda gara domenica a Collalbo si gioca per l'85esimo tricolore. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento finale, conclusivo della settimana. Noi ci risentiamo lunedì, vi racconteremo quello che è stato il weekend. Buona serata e buona giornata a tutti.